65esima edizione del Palio dei Normanni, parliamo di uno degli appuntamenti più importanti d'Italia e ogni anno si rinnova questa tradizione a Piazza Armerina. Quest'anno un'edizione specialissima e ne parliamo con l'assessore al turismo Ettore Messina, perché forse parliamo di un vero e proprio galà. Sì, il Palio quest'anno è un omaggio al Palio stesso, è un gran galà del Palio. Il carattere, i 1000 figuranti, i 4 quartieri storici che caratterizzavano e invadevano, se così si può dire, le vie cittadine del centro storico non ci saranno, ma si racconterà per la prima volta il Palio stesso, quindi non si parlerà solamente di Ruggero d'Altavilla e dei Saraceni, ma si parlerà proprio della leggenda del Palio dei Normanni. Per fare tutto ciò abbiamo messo in campo dei professionisti, abbiamo coinvolto la regista che l'anno scorso egregiamente ha teatralizzato una parte del Palio dei Normanni, la consegna delle chiavi, e quest'anno appunto rivedremo in scena però in una forma tra il teatrale e il musicale la consegna delle armi, la consegna delle chiavi e la leggenda del Palio dei Normanni. Ora ci spiegheranno meglio come. Io dico solamente che non dobbiamo subire la crisi sanitaria, la stiamo probabilmente sfruttando, nel senso che abbiamo avuto il tempo per riflettere e creare un prodotto che rimarrà ai posteri, un prodotto mediatico, un mediometraggio e soprattutto un evento unico nel suo genere. Palio dei Normanni, 13 agosto a Piazza Armerina, una visione assolutamente nuova e innovativa, teatral musicale che porta la firma di Gisella Calì. Parliamo un attimino dello spettacolo. Sì, allora quest'anno appunto abbiamo cercato di raccontare il Palio in una forma nuova. E il Palio è quello che è sempre stato, ma doveva essere raccontato necessariamente in una forma diversa, un po' vista la necessità del periodo, un po' anche perché è giusto dare a questo Palio l'importanza che merita, quindi è giusto che un po' tutta Italia e non solo possa conoscere la bellezza di questo evento, una rivisitazione storica, forse la più importante, anzi la più importante del Sud Italia, che ogni anno coinvolge più di 600 figuranti, 80 cavalli, che quest'anno, costretta un po' dal Covid ovviamente ad essere ridimensionata, a non potersi sviluppare in questa sua magnificenza, ha pensato bene appunto di raccontarsi in un modo che fosse comunque altrettanto efficace. In che modo? Creare un docufilm, quindi raccontare veramente chi sono i protagonisti del Palio, cioè i quartieri, entrando con le telecamere dentro i quartieri e riprendendo quelli che sono anche gli angoli più nascosti, più interessanti dei quartieri, le loro sedi operative, i protagonisti, e raccontando anche il senso che ha questo Palio per la città e nella sua nel suo legame, ecco, tra leggenda e storia. La storia del Palio dei Normanni celebra un momento che è quello dell'ingresso di Ruggero I a Piazza Armerina, ma lo fa legandolo a dei fatti di leggenda raccontati da uno storico come il Chiarandà, eccetera, che sono fortemente legati anche alla tradizione religiosa popolare, a questo famoso vessillo che viene conteso dai 4 quartieri nella giostra, dedicato appunto a Santa Maria delle Vittorie. Allora per fare tutto questo, renderlo comunque spettacolare, emozionante come gli altri anni, per raccontarlo quindi stiamo utilizzando il linguaggio cinematografico, quindi delle clip che abbiamo girato chiaramente nei giorni scorsi, e quindi comunque i quartieri, i figuranti saranno presenti, e degli attori professionisti, cantanti, musicisti, saltimbanchi, giocolieri, che invece ci racconteranno quella che era l'epoca appunto in cui si svolsero questi fatti che andiamo a celebrare. Una vera e propria performance teatrale, appunto di 1 ora e 20 minuti, che racchiude con una sintesi, diciamo, comunque drammaturgica
spero appunto che risulti accettata da tutti, perché comunque ho ascoltato tantissime storie, perché a Piazza Armerina sono tutti molto legati al palio, ognuno mi ha dedicato, mi ha raccontato, mi ha regalato una perla di questo palio, e quindi ho cercato di raccogliere tutte quelle che sono gli aspetti più belli, che sono veramente emozionanti, e di tradurli in uno spettacolo, un vero e proprio spettacolo, quindi interpretato da attori professionisti, musicisti, cantanti, affinché i momenti cruciali che sono appunto la consegna delle armi e la consegna delle chiavi diventassero quanto più spettacolari. Gisella, sono, così come lei ci diceva adesso, sono il cast d'artisti, è veramente un cast nutrito tra danzatori, sono cantanti, attori, sarà sicuramente un'edizione specialissima questa, proprio per questo e naturalmente per vivere in sicurezza questo appuntamento importantissimo. Si è pensato a 2 fasce orarie della rappresentazione, che ricordo essere il giorno 13 di agosto, vogliamo dare qualche dritta? 13 agosto, una alle 20 e l'altra alle 22. In questo modo appunto diverse persone potranno accedere quindi allo spettacolo, perché è una vera e propria performance teatrale. Mi piace anche ricordare alcuni dei protagonisti di questo palio, appunto come Marco Basile nel ruolo magari molto conosciuto per Un posto al sole o tante altre fiction televisive, nel ruolo appunto del Conte Ruggero, Alessandro Cremona nel ruolo del Gran Magistrato, e poi tantissimi altri attori molto bravi, dei ballerini molto bravi, dei cantanti, dei giocolieri, quindi cerchiamo di ricreare proprio quell'epoca, quel contesto nel migliore dei modi. Io Compro Siciliano ci sarà come partner ufficiale ed esclusivo di questa 65esima edizione del Palio dei Normanni, presenti a Piazza Armerina il 13 d'agosto per la spettacolarizzazione dell'evento, e presenti anche il 14 d'agosto nella Giostra del Saraceno. Sarà possibile acquistare biglietti collegandovi al sito www.citybox.it. Ci divideremo tra quello che è il racconto live e le testimonianze per meglio entrare nel vivo di questo importante appuntamento, perché Io Compro Siciliano è il brand che rappresenta l'identità della vera Sicilia.